Risparmia con il sole da Porra Energia. L'impianto solare termico da 300 litri e tuo a soli 790 euro chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porra Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi a 1,99 euro. Gelato barattolino San Montana 500 grammi a 2,49 euro. Prosciutto crudo di Fonni duetti a 5 euro. Filetti di tonno consorzio 150 grammi a 3,49 euro. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porra Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porra Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario Le News dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Tortolì con una novità, perché dopo Cagliari e Bosa arriva una nuova attrazione per la prima volta in centro, una ruota panoramica di circa 30 metri e 80 posti ed è ospitata da ieri nel viale Monsignor Virgilio nel cortile delle scuole elementari. La inaugurazione sarà sabato alle 18. Un'iniziativa pensata dall'amministrazione comunale per valorizzare il territorio e offrire anche ai visitatori un nuovo modo di fruire il paesaggio. Ma per parlare meglio di questa nuova attrazione abbiamo il piacere di avere in video collegamento il consigliere con delega alle attività produttive Michele Fanni. Buongiorno. Buongiorno Federica e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, appunto, come dicevi Federica, l'attrattiva della ruota panoramica quest'anno e quest'estate fa tappa a Tortolì nel viale Monsignor Virgilio. Sarà presente qui da questo sabato, operativa da sabato dalle ore 18 fino alla prima settimana di settembre. La scelta di posizionarsi nel viale Monsignor Virgilio è stata da parte dell'azienda quella più favorita, perché vedono un maggior afflusso di persone che trafficano in quella via. Noi puntavamo sicuramente per il piazzale Scogli Rossi oppure il piazzale di Portofrailis per via dello scenario migliore a nostro modo in quella zona lì, però hanno preferito stare sul viale. Capisco. Quindi da sabato sarà operativa, quanti posti, come si funzionerà? Sì,
mi hanno comunicato che da sabato dalle ore 18/19 sarà operativa, funzionerà con un ticket d'ingresso, ora i prezzi li renderanno noti loro non appena saranno operativi. Ci sono 20 carrozze, 20 seggiolini da 4 posti l'uno, perciò una capienza totale di 80 persone. Perfetto. È la prima volta, almeno che io sappia, sì, che arriva fa tappa una ruota panoramica nel nostro comune. Com'è nata l'idea? Come mai avete pensato anche a questa opportunità diversa? Siamo stati contattati qualche mese fa e c'è stata proposta l'idea della ruota panoramica. Subito questa è stata accolta con grande favore, perché crediamo in delle strutture imponenti possano dare risalto alla cittadina di Tortolì e quindi renderla sempre più attrattiva a livello turistico. Perfetto, rimarrà tutta l'estate, se ho capito bene? Sì, fino alla prima settimana di settembre, perché poi quando riapre la scuola deve essere di nuovo reso fruibile ai ragazzi. Certo, un'ultima domanda, non sulla ruota panoramica, ma ci sarà anche, come di consueto, il mercato serale estivo, a breve inizierà? Sempre sul viale? Sì, esatto, il mercato serale estivo inizierà lunedì, perché questo 19, 20, 21, 22 ci sarà la festa del gusto nel viale Monsignor Virgilio e subito dopo inizieranno il mercatino serale estivo. Perfetto. Che ovviamente anche questo finirà la prima di settembre, fino al 7 settembre se non sbaglio con le date. Benissimo. Chiarissimo, grazie al consigliere di maggioranza con delega alle attività produttive Michele Fanni, grazie e buon lavoro. Grazie a te, ciao Federica. Eccoci, abbiamo appena sentito Michele Fanni, il consigliere, che ci ha illustrato insomma i dettagli su questa nuova attrazione che per la prima volta fa tappa a Tortolì, una ruota panoramica di circa 30 metri, 80 posti, che da ieri insomma chi è passato per Tortolì ha potuto notare sul viale Monsignor Virgilio. Noi andiamo avanti invece con il notiziario. Parliamo ora della generosità dell'Arma dei Carabinieri, delle compagnie di Lanusei e Ierzu, comandate dal capitano Marco Mastrovito e dal maggiore Giacomo Tommaso Rossi, che hanno aderito con entusiasmo alla campagna di donazione del sangue promossa dalle Avi Sogliastrine e dal centro trasfusionale di Lanusei, contribuendo così alla sensibilizzazione della popolazione su questa importante tematica. Luca Russo, presidente dell'Avis, promotore dell'iniziativa per il terzo anno consecutivo, insieme alla presidente provinciale Luciana Mirai e alla dottoressa Giusica Vidu del centro trasfusionale di Lanusei, hanno sottolineato il prezioso contributo dei militari dell'Arma, che hanno sempre partecipato attivamente a queste iniziative, che sono indispensabili per soddisfare la sempre crescente richiesta di sangue, soprattutto in vista della stagione estiva. Andiamo avanti, ci spostiamo a Barisardo. C'è una novità, perché a partire dall'anno scolastico 2025-2026 apre ufficialmente il primo anno del liceo scientifico sportivo bilingue inglese e spagnolo a indirizzo Pallacanestro, promosso dall'istituto privato no profit Innova School Academy. Il progetto si inserisce all'interno dello Sport School Academy, iniziativa patrocinata dal Centro Sportivo Educazione Nazionale, dalla Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Sardegna. Il nuovo liceo avrà sede a Barisardo, nei locali già attrezzati con aule e mensa, palestre e palazzetto dello sport. Le attività sportive saranno integrate nel centro sportivo del Circillai. Innova School Academy rappresenta una risposta concreta al bisogno di spazi educativi che coniughino formazione scolastica di qualità e cultura sportiva, spiegano i promotori, dove ogni studente sia messo nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale in un ambiente inclusivo. Il metodo didattico si fonda su un approccio centrale sull'allievo. I docenti diventano talent scout con il compito di riconoscere e valorizzare i talenti.
Soddisfatto il sindaco di Barissardo, che ha dichiarato come questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità sia per Barissardo ma per tutto il territorio. Ha detto: offrire ai nostri ragazzi una scuola secondaria di livello innovativa, di secondo livello innovativa, bilingue, alto contenuto sportivo, significa investire concretamente nel futuro del territorio, valorizzare il talento locale, creare nuove prospettive di crescita e sviluppo. Ci spostiamo ora a Perugia per una notizia che riguarda gli studenti ogliastrini, perché tra le opere esposte alla manifestazione Viaggi Arte c'è anche quella del liceo artistico di Lanusei, insieme alle opere di altri 4 licei artistici sardi: De Castro di Oristano, Filippo Figari di Sassari, Leonardo da Vinci appunto Lanusei, Fabrizio De André di Tempio Pausania. Le opere sono esposte a Perugia, appunto. Si tratta di una rassegna itinerante, quella di Viaggi Arte, che porta in varie città italiane e europee le migliori creazioni della mostra concorso organizzata dall'Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici. Fino al 15 giugno la Loggia dei Lanari in piazza Matteotti a Perugia ospita quindi l'esposizione, e tra le opere spicca proprio quella del liceo artistico Leonardo da Vinci di Lanusei, che ha presentato anche un video intitolato Sogni vivi di. Quindi l'opera è esposta insieme alle altre dei licei a Perugia. Chiudiamo con un bellissimo progetto, perché Ulassai lancia Legarti, un progetto internazionale di arte, comunità e paesaggio. Dalla Sardegna all'Europa, passando per il mondo, prende il via un nuovo programma di residenze d'artista che intreccia arte contemporanea, patrimonio naturale e partecipazione sociale. Il primo appuntamento dal 12 giugno. Ulassai quindi si prepara ad accogliere Legarti, un progetto di residenza d'artista internazionale che trasforma l'eredità di Maria Lai in nuove visioni contemporanee, spiegano dal comune di Lanusei. Il progetto è finanziato nell'ambito dei fondi PNRR Turismo e Cultura, intervento attrattività dei borghi. Ma Legarti è molto più di una residenza artistica, un dispositivo culturale e sociale, un percorso di rigenerazione su cui l'arte diventa linguaggio collettivo. Oltre 10 artisti e collettivi internazionali provenienti dalla Sardegna, dall'Italia e dall'Europa e da altri contesti extraeuropei si alterneranno tra giugno 2025 e la primavera 2026, dando vita a una costellazione di progetti site specific pensati per dialogare con la comunità e con l'ambiente, in un processo creativo che intreccia passato e presente, memoria e visione, arte e vita quotidiana. La progettazione è stata curata internamente dagli uffici dell'area tecnica del comune di Ulassa, in stretta collaborazione con la curatrice Valentina Anselmi. Il primo appuntamento, come dicevamo, è previsto dal 12 giugno fino al 22 con la residenza dello studio di graphic design Fionda di Torino, noto per le sue collaborazioni con istituti culturali e musei in tutta Europa. Il sindaco di Ulassai, Giovanni Soru, che è anche presidente della Fondazione Stazione dell'Arte, ha così commentato: con Legarti vogliamo realizzare ciò che Maria Lai aveva immaginato per il suo paese, fare di Ulassai una casa per gli artisti, un luogo di accoglienza e ispirazione dove l'arte contemporanea possa radicarsi nel paesaggio e nella vita della comunità. Chiudiamo così il nostro notiziario, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera. Oggi è giovedì, torna Nero su Bianco con la nostra Giusy Ferreli. Si parlerà di un importante progetto del Plus Ogliastra, si parlerà di un tema molto importante che è quello dell'affido familiare, dei percorsi di accoglienza. Giusy lo farà con l'assessora alle politiche sociali del comune di Tortolì Irene Murru, con le referenti del Plus Ogliastra. Sarà presente anche Luisa Frongia, psicologa del Centro per la Famiglia, Augusta Cabras, presidente della cooperativa sociale Schema Libero, e Paolo Damasco, che è appunto il responsabile del procedimento del Plus Ogliastra. Non mancate, alle 20:30 c'è Nero su Bianco. Noi torniamo invece domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.